Successo esterno per il Trastevere di Stirpe che supera per 2-4 la Fonte Meravigliosa a domicilio, rilanciando in maniera pesante le proprie chance di playoff. Campionato Under 17 Elite Girone C, doppio Pompigna, poi Forlini e Vacca a segno per gli Amaranto, Luzzi e Falasca per i padroni di casa. Prima occasione per gli ospiti su punizione, Pompigna dalla sua mattonella mette fuori di un soffio, poi all'8º conclusione dalla distanza da parte di Canti che sfortunato colpisce un clamoroso doppio palo. Al quarto d'ora è Forlini a provare il destro, conclusione del numero 11 che termina in out. Poco più tardi ancora Trastevere pericoloso con lo stesso Forlini, risponde il portiere dei padroni di casa deviando in angolo da corner al 17° Trastevere vicino al gol, conclusione palla che termina fuori, poi conclusione dalla distanza che termina sul fondo. Trastevere che allora passa in vantaggio al 27° Forlini, apre per Vacca sulla destra, diagonale del numero 9 respinto dall'estremo difensore di casa, arriva Pompigna e approfitta dell'indecisione, 1-0 e Trastevere in vantaggio. Ospiti vicini al raddoppio, poco dopo sfera sulla sinistra ancora per il numero 11 Forlini, diagonale sul quale Morciano raccoglie in presa bassa, padroni di casa che rispondono su calcio di punizione, destro fuori misura di poco. Nelle riprese il match cambia davvero e sale di tono, punizione subito pericolosa per la Fonte Meravigliosa, palla alta, poi al 13° arriva il calcio di rigore in favore dei padroni di casa, dal dischetto va il numero 11 Luzzi che in pallonetto trova uno splendido gol dell'1-1. È il momento migliore per la formazione padrone di casa, Fonte Meravigliosa adesso in fiducia e azione tutta in verticale, palla per Martellacci che da ottima posizione spedisce il pallone alto sopra la traversa. Poi al 23° contrasto sulla metà campo vicino al fallo laterale, Amaranto che vanno allora in velocità, sfera che arriva a Vacca il quale prende posizione, arriva Forlini e spedisce il pallone in rete, 3-2-1, ancora vantaggio per il Trastevere. Il match torna poco dopo in parità alla mezz'ora, ci pensa Falasca dalla notevole distanza, conclusione di sinistro che va alla destra del portiere ospite, 2-2. Il Trastevere mostra allora carattere, al 35° arriva un altro penalty, questa volta però dalla parte opposta. Dal dischetto va il numero 9 Vacca, il quale non sbaglia la conclusione dagli 11 metri, 3 per il Trastevere, 2 per la Fonte Meravigliosa. Infine al 49° arriva la doppietta siglata da Pompigna, con palla che termina in fallo laterale, il Trastevere batte in velocità e arriva il secondo gol personale da parte del numero 10 del Trastevere, 4-2. Il match in effetti poi termina qui. Dopo il recupero per il direttore di gara può anche bastare qui.